Allora, tornando un po' a noi, sempre per affrontare la questione turistica, lei ha accennato al discorso delle terme. E anche lì c'è un nodo, appunto viene presentato separatamente, però il nodo delle terme esiste, è una realtà importantissima come indotto turistico, e c'è questo nuovo organismo, OGD se non sbaglio, no? Che ruolo ha? Cosa è cambiato nel sistema di gestione delle terme? Che cosa è migliorato, che cosa è peggiorato, o siamo allo stato fermi? Beh, prima di tutto bisogna riconoscere che gli albergatori, le imprese turistiche delle terme hanno fatto negli ultimi anni dei passi da gigante. Se pensiamo che qualche anno fa il contratto che stipulavano era quello di tenersi in casa il turista dal momento in cui arrivava al momento in cui se ne andava, perlomeno questo l'hanno superato. Poi ci sono alcune iniziative estremamente importanti, alcune strutture, imprese turistiche hanno fatto degli interventi innovativi sia in termini di qualità sia in termini di prodotto estremamente interessanti, quindi con una grande capacità. Forse non è esteso a tutti. Non è esteso a tutti, è esteso ad alcuni, e soprattutto non tutti sono in grado di comprendere che l'intervento innovativo o fortemente di qualità di qualche struttura può essere a beneficio anche degli altri. E perché c'è questa mentalità che è diffusa, non è solo la questione delle terme, perché è un po' ovunque, diventa una forma di invidia, non c'è questa apertura che in altri paesi invece è più facile trovare? Ma io sono figlio di un veneto, mio nonno era veneto, e mi trasferivano sempre questa notizia che le società sono belle, dispari, però 3 sono troppi. È una cultura diffusa che abbiamo e che va superata, perché si può continuare ad essere competitivi da soli, però con tutto il rischio possibile, perché questo evidentemente c'è, però oggi più che mai o riusciamo ad entrare in un sistema in cui io faccio delle cose, un altro imprenditore ne fa delle altre, e insieme riusciamo a diventare vincenti, oppure da solo, per quanto bravo sia, corro il rischio di non riuscire a continuare ad essere competitivo. Comunque non possa essere l'unico attrattivo. Leggiamo un attimo questo Venezia. Andate per i bar a Venezia e troverete delle cibarie assolutamente scadenti, inconcepibili per uno Stato che fa del cibo un fiore all'occhiello. Perché prima accennava al discorso di Venezia, anche l'offerta enogastronomica e turistica, effettivamente non sempre abbiamo un biglietto da visita univoco, no? Sì, come tutte le cose, Venezia ci sono dei baristi e anche dei ristoratori che approfittano della situazione. Abbondantemente. Però ce ne sono molti che invece sono estremamente bravi, preparati e in grado di dare delle ottime risposte. In realtà non riusciamo a comunicare la differenza tra i due al consumatore. Questo è il grande problema. Questa è una cosa molto importante. Perché ha ragione l'ascoltatore, anch'io mi è capitato di fermarmi in un bar a Venezia e di trovare un prezzo altissimo ed un servizio, un prodotto scarso. Lo stesso giorno in un'isoletta di Veneziano, a caso, ho mangiato ad un prezzo buonissimo e ho mangiato benissimo. Dobbiamo cominciare a saper comunicare queste cose. Chi arriva non può andare per caso, chi arriva deve sapere valutare e deve sapere che di fronte a una struttura certificata oppure a un'altra cosa. Però per il turista che viene da altre parti del mondo, perché stiamo parlando veramente di voler essere attrattivi non solo per l'italiano e per il veneto in sé per sé, è difficile riconoscere questa cosa. Se noi ci catapultiamo in un'altra realtà, in un altro paese, io vedo tantissimi sono adesso gli orientali che arrivano da noi, abbiamo difficoltà a comprenderlo, abbiamo dei meccanismi di riconoscimento diversi, no? E quindi bisognerebbe agire più a livello istituzionale. Forse, pongo la domanda un attimo solo perché leggo anche un altro messaggio. Carissimo ospite, basta parlare di turismo di qualità, ma siete mai stati all'estero con strutture bellissime a prezzi convenienti? Facciamo come Trump che non permette più di discreditare il prodotto americano nel suo territorio. Ma credo che sia da condividere, cioè non è questo l'aspetto. Nessuno vuole screditare, stiamo facendo un'azione notevole per cercare di migliorare e di dare un'immagine di questo prodotto che sia reale, perché in realtà io sfido chiunque ad andare a mangiare in un ristorante americano buonissimo e a pensare di aver mangiato meglio di un mediocre ristorante italiano, e questo è quello che non riusciamo probabilmente a trasmettere fino in fondo. Anche quello che veniva detto prima, noi abbiamo un ottimo prodotto che viene spezzettato quando lo promuoviamo.
Tutti ormai conoscono ad esempio la differenza tra le stelle di un albergo, tra le 5, che spesso non vuol dire solo stanze, significa modalità di accoglienza, esatto, tutto qua. Ecco, esatto. Tutti conoscono, perché lo stiamo inserendo adesso, la differenza anche del marchio nelle strutture extraalberghiere o quelle complementari, bed and breakfast, che avranno anche loro una loro classificazione. Probabilmente abbiamo la necessità di promuovere anche dei marchi tipici per i negozi, per gli artigiani, esatto. per i Qualcosa ristoranti. che sia riconoscibile oggettivamente. Esatto. E attenzione poi, a tutti capita di andare all'estero e di trovarsi in aree in cui effettivamente il turismo non è organizzato. Perché non dappertutto, siamo a Nizza, in Provenza, dove sono super organizzati, o in Svizzera, dove sono super organizzati, o anche nel Trentino, dove il turismo è ben organizzato. Sì. Poi noi scontiamo un'altra cosa rispetto agli altri paesi, questo sì, ed è un vecchio referendum che spesso ci dimentichiamo sul turismo, che è del 96, in cui tutti, io compreso, o la stragrande maggioranza, abbiamo votato per trasferire le competenze dallo Stato alle regioni. Scelta secondo me positiva, ma oggi noi non possiamo pensare di continuare con 1 miliardo e 300 milioni di persone che girano per turismo, di promuovere l'Umbria, Veneto e di non promuovere l'Italia. È l'Italia che L'Italia inventa il forse brand. sì, è vero, però l'Italia è conosciuta, ma se viene proposta a livello unitario è sempre quel discorso là: Italia, Roma, Firenze, Venezia, questo è il discorso. Se tutto va bene vanno a Palermo, ma se proprio va bene, perché l'Italia è questo blocco. Mentre magari le regioni, poverine, per conto loro fanno di più. La Puglia ha lavorato benissimo per esempio sul turismo, adesso ha problemi infrastrutturali importanti perché giustamente il turista obietta, e l'hanno fatto delle ricerche, è difficile arrivarci. È difficile. Però hanno lavorato anche se hanno avuto una crescita in percentuale più elevata del Veneto quest'anno. Esatto, ma ci hanno lavorato come regione, per cui ogni regione riesce a valorizzare molto di più. Il sistema paese invece, visto che l'Italia è tanto ricca di cose, rischia di puntualizzare certi aspetti e poi magari si saltano le Marche, dove le Marche in realtà sono molto belle. Il meccanismo è questo, questa se vogliamo la carenza. Noi credo che difficilmente in Cina siano interessati, o i cinesi, i turisti, siano interessati alle Marche, perché credo che siano come me, nel momento in cui parlano, ecco, sono interessati all'Italia. La nostra incapacità, o il nostro limite, è che quando ci presentiamo come Italia probabilmente non riusciamo a mettere insieme queste ricchezze qui e continuiamo a vendere Venezia. Ma l'Enit cosa ha fatto? È uno dei buchi, ma questo adesso recentemente lo si sta anche lavorando, ma è proprio uno dei buchi dovuti soprattutto e principalmente al fatto che tutta una serie di competenze sono state trasferite alle regioni. Fino a qualche anno fa le risorse nelle regioni c'erano e l'Enit non ne aveva. Io credo che questo sia un po' uno dei limiti che vanno superati. Oggi c'è un tentativo di andare alla costituzione di un'agenzia nazionale per il turismo, c'è già sostanzialmente, certo, e che potrebbe avere parecchie risposte. Non solo, ma si sta lavorando, anzi c'è già un piano strategico nazionale per il turismo, rispetto al quale stiamo poco discutendo, stiamo poco analizzando, mentre invece dovremmo, credo, farlo diventare uno strumento importante anche per le attività che facciamo nelle regioni. Assolutamente. Chiedo alla regia che rimetta in onda il messaggio di prima che non siamo riusciti a leggere, che è andato in onda poco fa, che penso che la riguarda. Eccolo qua. Che cos'è il CESCOT di cui il vostro ospite è direttore? Forse è vero, non l'abbiamo neanche spiegato bene, dando per scontato. Sì, allora non sono il direttore del CESCOT, sono il presidente del CESCOT. E la sigla significa Centro Studi per il Commercio e il Turismo del Veneto. È una società di proprietà delle Confesercenti del Veneto e che ha come compito, come obiettivo, lo studio dei fenomeni nei settori del turismo e del terziario in generale, e poi l'attività di formazione a favore delle imprese e dei dipendenti delle imprese. Questa è la struttura. Siamo una struttura abbastanza simpatica, nel senso che formiamo solo nel Veneto formiamo circa 4.000 alunni ogni anno, quindi una cosa abbastanza interessante. Agisce a livello regionale, quindi? Agiamo da tutto quanto il Veneto. Quindi è un ente abbastanza importante, una struttura importante, insomma. Sì, questo che è importante è questo. Visto che è la prima regione d'Italia per turismo. Sì. Visto questa cosa, chiaramente la capacità del CESCOT è quella di riuscire non solo a produrre quello che dicevo prima, cioè in termini di alunni, ma soprattutto di rapporti internazionali.
Forse questo si è parlato sempre poco, no? Questa è stata un po' l'occasione, perché abbiamo parlato anche di questo progetto europeo, però il discorso di allacciare rapporti internazionali forse non è fatto notorio. Noi fra poco saremo, è un po' più nutrito il programma di quello che vi sto dicendo adesso, ma fra poco saremo in Scozia, fine mese, in questo caso per vedere l'organizzazione molto avanzata in quel paese dei cosiddetti distretti del commercio, che sono proprio dei distretti territoriali che stiamo imitando, lo dico con molta brutalità, anche qui nel Veneto, a Padova e nel Veneto in genere ne abbiamo in questo momento una trentina che stiamo gestendo nel Veneto. Sono sostanzialmente delle aree dei centri storici, dei paesi, anche dei comuni più piccoli, delle città più piccole, che hanno un meccanismo di governance e hanno una partecipazione pubblica e privata in cui vengono condivise iniziative, marketing comune, immagine coordinata, e in cui c'è sostanzialmente un'attività di promozione coordinata di quell'area, il tutto gestito da un manager, che è una delle cose su cui per esempio noi manchiamo tantissimo. Non abbiamo da questo punto di vista una rete di manager, a mio avviso, o meglio li abbiamo ma non li utilizziamo fino in fondo. Assolutamente. Scusate, ma di cosa stiamo parlando? A Venezia la maggior parte dei bar e ristoranti non ha nessun interesse a dare la qualità, perché per loro i turisti cambiano tutti i giorni, quindi i loro locali sono sempre pieni. La verità è che a Venezia non si lavora con amore. Io sono sempre dell'opinione che vanno divisi le cose, nel senso che ci sono baristi ottimi, eccezionali a Venezia e ci sono anche dei pessimi baristi, come dappertutto. Chiaramente cosa sta succedendo? Che avendo un flusso elevato qualcuno può anche approfittarne. Ha ragione quando dice tanto quello non ritorna. Non è così, perché quello che non ritorna parlerà male degli altri. Sì, infatti. Dicono i numeri che sono questi: quando uno parla male ad altre 36 persone, quando uno parla bene al massimo ad altre 4 persone. Quindi chi ci rimette è tutta la città, non solo quel barista. È per quello che dobbiamo cercare sempre di più di identificare quelli che sanno fare il loro mestiere e quelli no. Infatti, sì, poi tra l'altro c'è anche questo fenomeno particolare che a Parigi si torna più e più volte, e anche un certo turismo, diciamo, anche di qualità, mentre a Venezia una volta stati molti, soprattutto chi ha un certo tipo di non torna più, insomma, sostanzialmente. E per carità, ce ne sono già tanti, più che a sufficienza, però il ritornare in certe realtà vuol dire essere anche accoglienti sotto tutti i profili, no? Potremmo fare l'esempio delle terme. L'arma vincente di qualsiasi destinazione turistica, tipo le terme, è prima di tutto l'accoglienza. E accoglienza non significa che mettiamo solo dei bellissimi totem o delle persone che sanno dare delle informazioni su tutto, ma significa che siamo in grado di costruire, quello che dicevo prima, una rete di servizi, una rete di informazioni al turista, per cui quando arriva in quella zona gli deve venire voglia di ritornare. Esatto, sì, se già è venuto da solo deve tornare con la famiglia, se è venuto con la famiglia deve tornare con gli amici, ma questo è il segreto che stiamo cercando. C'è il desiderio di condividere questa esperienza positiva. Cos'ha di bello l'ultima iniziativa delle terme, la formazione dell'OGD? Ha proprio questo, la capacità di uscire dalle terme vere e proprie, di coinvolgere tutti i comuni dell'area dei colli e di sviluppare un territorio, una destinazione turistica un po' più ampia da quello che era prima, cioè dalle semplici terme. Un bel lavoro, questa è anche una bella sfida. Vediamo questo messaggio qui. Parlate sempre di innovazione, dedicate intere trasmissioni a imprese ed imprenditori insegnando a delocalizzare per crescere le persone che lavorano o che vorrebbero lavorare. Belle innovazioni dei grandi fast food, non assumono nessuno e pagano tutti a voucher sottopagati. Parlate più per la gente. In realtà noi non parliamo di delocalizzazione, che poi il turismo diciamo che è una delle realtà che non delocalizza assolutamente, ma qua si parla di innovazione per poter crescere qui da noi, no? Sì, commercio e turismo sono due settori che non delocalizzano, non possono delocalizzare ovviamente. Per fortuna. Esatto. Ci possono essere degli interventi esterni. In alcuni casi abbiamo delle catene internazionali che arrivano da noi e che ovviamente portano il loro prodotto, a volte molto bene, a volte in maniera anche deludente. Però io credo che anche su questo fanno una battuta che è di moda adesso, che è quella dei voucher. Io credo che viviamo in un paese in cui se una cosa non funziona,
anziché modificarne i controlli, farla funzionare con maggiori controlli e far pagare quelli che sbagliano, che fanno i furbetti, così si cambia la legge. Non funziona così, No, perché ritorneremo all'anno zero, i voucher che sono uno strumento di messa in regola di tante posizioni che altrimenti sarebbe stato impossibile mettere in regola, impossibile. sono diventati invece. Stanno diventando un fenomeno per cui diventeranno impraticabili. E questo perché? Perché non si fanno i controlli e invece di fare i controlli si pensa che modificando la legge si possa fare qualcosa. No, si abolisse un sistema in cui si regolarizzavano molte posizioni. Perché poi nel settore turistico era anche parecchio utilizzato, tra l'altro. Pensiamo alla ristorazione, ai bar, agli alberghi nei momenti di punta. Allora, torniamo su questi temi. Pubblicità, poi rispondiamo anche agli altri vostri messaggi.